Cinzia Fabris resta la presidente territoriale di CNA Vicenza. L'assemblea elettiva 2017 del 13 maggio ha confermato alla guida dell'associazione la presidente uscente, che nei prossimi 4 anni potrà quindi proseguire con il profondo piano di rinnovamento avviato nel corso del primo mandato. Tra le 6 principali istituzioni a servizio di imprese e artigiani, Fabris si conferma l'unica presidente donna per il territorio vicentino, nonché la prima a livello regionale. Riconferma che viene dopo un periodo di grande lavoro e vuol dire che come abbiamo lavorato i nostri associati, i nostri dirigenti sono stati contenti e da oggi pomeriggio si comincia ad andare avanti per la nostra associazione, per i nostri associati, per le nostre imprese, per le nostre famiglie, per il territorio. Cinzia Fabris continuerà il suo progetto dopo aver visto per il secondo anno consecutivo i soci aumentare del 10% e il fatturato complessivo crescere del 15%. Con il nuovo mandato, CNA adotterà una nuova organizzazione più capillare ma più vicina alle esigenze di artigiani e imprese, affidando la rappresentanza professionale ai portavoce di mestiere, 17 quelli appena eletti, mentre quella territoriale a 7 aree di sviluppo associativo. CNA punterà inoltre a costruire e fortificare sinergie tra artigiani e industria e tra le istituzioni del territorio e ad avviare un progetto di educazione finanziaria in partnership con gli istituti scolastici del territorio. Ma la vera sfida sarà quella per uno sviluppo tecnologico digitale, portando più imprese sul mercato elettronico e per uno di sistemi produttivi più efficienti dal punto di vista dei consumi energetici. C'è un clima positivo, un clima che vuol portare all'interno di tutta la CNA quella forza per migliorare, ma soprattutto per cambiare.